È terminata con il risultato di 3-4 la seconda sfida di Coppa, il ritorno tra Merlo e Tremme Calcio a 5. Siamo qui con il capitano Giuseppe Di Dio, lo salutiamo. Ciao. E Ciao a chiediamo tutti. subito, che partita è stata quest'oggi? Ovviamente noi venivamo dal 7-2 dell'andata, ma con i ragazzi non avevamo deciso che, come ci insegna il calcio, non c'è niente di scontato. E abbiamo messo in campo le nostre qualità e ovviamente alla lunga la qualità paga sempre. E abbiamo portato anche questa vittoria a casa e vincere fa sempre bene. Sia nella sfida di andata che del ritorno, però c'è un qualcosa che li accomuna, ossia prendere un gol quasi subito e passare in svantaggio. Come mai questo calo? Ma sai, l'inizio oggi è stato un po', è vero che è stato un autogol e può capitare, però questa cosa la stiamo curando perché prendendo un gol con squadre più attrezzate poi non è facile recuperare. Oggi una partita straordinaria invece per Aleandro La Rosa, un tuo compagno. Ha fatto 2 gol, 3 assist. Quanto è bello giocare con uno che fa questo tipo Allora, di giocate. Leandro ovviamente non lo scopro io, anche se ha iniziato piccolo con me al Whisper. E ti posso dire che giocare con lui è veramente un piacere perché mette la palla dove vuole, uno contro uno è immarcabile e ci farà divertire. Adesso invece diamo uno sguardo alla prima di campionato, manca veramente pochissimo. Come la state preparando e se ti aspetti qualcosa anche dagli avversari in relazione a ciò che hanno fatto in Coppa? Ovviamente gli avversari sono una buona squadra e noi, ribadisco, come qualità non ci nascondiamo perché abbiamo una squadra di qualità e non temiamo nessuno. Siamo là e si gioca per vincere sempre e massimo rispetto per tutti. E vediamo poi alla fine come andrà a finire. In chiusura, Mister Mosca quando fa dei cambi pesca sempre bene perché la qualità è veramente incredibile. Quanto è importante avere una lunga così grande di numero e chiaramente con queste qualità. Ovviamente noi sui cambi, chi entra, la qualità non si abbassa, perché anche i ragazzini sono veramente buoni e poi i grandi, ci sono amici che mancava, la Rosa appunto, è rientrato il portierone e nulla togliere a Norfo e a Peppino che oggi è stato espulso, però abbiamo una bella rosa abbastanza lunga e il mister avrà da scegliere bene.